Eder. Mech. Pallister. 4 gennaio 2022, mentre Sebastiano ripete che Liliana è viva ed è lì vicino, probabilmente qualcuno sta ritoccando gli ultimi dettagli dello staging. In questo periodo qua sono venute tutte le ipotesi, tutte le possibilità immaginabili. Io sono convinto che Lily sia ancora viva e che magari si trova in una situazione così particolare di riflessione, di qualche... Allora, Penso che se sia andata magari non lontano da qua, ecco. E il pomeriggio del 4 Liliana sta bene, è lì vicino. Passano pochissime ore e la mattina del 5 e cambia tutto. La condizionata, come ho detto prima, probabilmente lei ci sarà. Ma lei lo sta accusando, mi scusi. 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 Lo sto accusando, sì, è vero. Se qualcuno ha fatto qualcosa, oppure perché lei magari ha ritenuto opportuno andarsene, ecco. Non so perché. Sì, non escludo. La prima cosa è che Lily andava durante la settimana a trovare le ex colleghe di lavoro, c'era qualcuna che stava male, che si era operata, andava a casa sua, gli dava una mano, andava a trovare un altro amico, Bruno Fulin. Cara mia! Adesso io non so quando, come è andato da questo, però andava. Cara mia! Erano ex colleghi, lui non si muoveva di casa perché aveva problemi e lì andava a trovarlo. Adesso se abbia fatto questo mese, l'altro anno, 2 anni fa, non lo so. Cara mia, a casa mia non io mai nessuno, io non ho bisogno di nessuno. Liliana non io mai a casa mia, mai. Mi telefonava. Una volta siamo trovati a San Giovanni, bel caffè, Rotonda del Boschetto. Ma come, non eri un amico intimo di Liliana? Che intimo, eri in un ufficio insieme e basta. La storia, il fatto di Claudio, io l'ho conosciuto tempo fa, che ci siamo incontrati anche in città, sapevo che tra di loro c'era un'amicizia profonda perché lui e lei ai suoi tempi facevano marce, gare, tutte queste cose qua dello sport, del marathon e di conseguenza il fatto che andasse a trovare Claudio per me non mi crea nessun problema. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.